Assessore Vaccaro, una conferenza stampa oggi per annunciare delle novità, quali? Iniziamo dal fatto che lunedì protocollerò le mie dimissioni perché avevamo un accordo politico, quindi un accordo con il sindaco e con il gruppo che lo ha sostenuto, la parte quindi che riguarda l'onorevole Di Mauro. Al mio posto probabilmente entrerà il consigliere Alessandro Sollano, il quale ha aspettato ulteriori 6 mesi perché ho detto al sindaco: un attimo, prima che io lasci la giunta voglio portare al termine un progetto che poi è un sogno che avevamo dal primo giorno in cui ci siamo insediati, che era la valorizzazione della Villa del Sole, perché credo che poi ad Agrigento la Villa del Sole sia la più importante anche dal punto di vista sociale. Allora cosa abbiamo fatto? Il primo giorno di insediamento siamo andati, io, sindaco, vice sindaco, mi sono portato anche dietro l'allora vicepresidente dell'Assemblea, l'onorevole Di Mauro, che stava pure cadendo nei piedi della Villa del Sole, e abbiamo visto le condizioni in cui versava quel polmone della città. La villa andava chiusa perché gli alberi avevano preso il sopravvento, la pavimentazione era completamente divelta e quindi da lì è iniziato un ragionamento, un percorso per cercare di capire dove reperire le risorse per, per permettere di rendere fruibile questa villa. Siamo riusciti, dopo vari ragionamenti, a realizzare un progetto di costruzione, più che di un asilo chiamerei polo dell'infanzia, perché oggi in realtà 2 giorni fa abbiamo fatto l'ultima delibera di giunta che ha permesso di mettere nero su bianco gli ultimi atti amministrativi, e quindi oggi vi ho portato anche la tavola del progetto definitivo, che costa di 4 milioni di euro, un primo stralcio sarà di 3 milioni e 3, un progetto che vede la realizzazione di un polo dell'infanzia al centro della villa, polo dell'infanzia che avrà delle caratteristiche di scuole moderne, e sicuramente ad Agrigento non esiste una scuola del genere. Il progettista è l'ingegnere Castaldo, che è esperto in scuole, e un lavoro fondamentale è stato fatto anche dall'ingegnere Principato, assessore all'edilizia scolastica, che ringrazio pubblicamente, fino a ieri ha lavorato poi alla stesura del bando che verrà pubblicato a giorni. Questo polo dell'infanzia è qualcosa di meraviglioso perché viene fatto con dei materiali che sono dei materiali innovativi. Vi è all'interno un percorso visivo, in quanto la scuola sarà illuminata prevalentemente dalla luce solare, quindi avremo delle ampie vetrate, un percorso anche visivo nel senso che i bambini troveranno delle figure geometriche che li indirizzeranno nelle varie aule, ci sarà l'area per i lattanti, l'area per i semilattanti. All'interno vi sarà un isolamento acustico che riguarderà sia le stanze dell'interno sia la parte interna con l'esterno. Vi sarà un secondo finanziamento che verrà dalla giunta regionale, già decretato, di 600.000 euro, che poi verrà aggiunto a questo progetto, che servirà per il rifacimento dell'area verde. Quindi io sono fiero perché vado via lasciando poi alla città sicuramente un ricordo che rimarrà nel tempo. Brevemente, che esperienza è stata questa, Assessore Vaccaro, anche da un punto di vista umano e anche politico? Allora, l'esperienza da un punto di vista umano sicuramente è un'esperienza che arricchisce. Devo dire che naturalmente vi sono delle difficoltà, perché dall'esterno sembra tutto facile. Il primo io potevo magari criticare le precedenti amministrazioni, poi quando uno si trova all'interno capisce che è tutto difficile, perché non è possibile. Se voi pensate che il comune di Agrigento ha 2 giardinieri, 2 di cui uno a 18 ore, allora ditemi come 2 giardinieri possono tenere le ville pulite. Non puoi fare assunzioni perché sei incatenato nei meccanismi del bilancio, quindi devi poi trovare quelle risorse, cercare di andare a vedere quali finanziamenti ci sono per andare a fare opere straordinarie, perché l'ordinario purtroppo è di difficile esecuzione, perché non ci sono i numeri. Se voi andate nella stanza di Avenia, un altro dirigente che ringrazio pubblicamente, Avenia ha 5-6 settori, è sommerso dalla gente che chiede informazioni, dalle continue emergenze, quindi purtroppo si lavora sempre in uno stato di emergenza. Però nonostante ciò devo dire che si è riusciti
a sistemare qualcosina, vedi Villa Arancio, vedi l'appalto ultimamente affidato 200.000 euro per il verde pubblico, con il quale si sta cercando di agire un po' a macchia di leopardo, andando ad intervenire nelle aree diciamo più critiche. È un'altra bomba che il comune si è trovato, perché ci siamo trovati da una gestione privata di un cimitero a una gestione totalmente comunale, perché sapete la storia che c'è dietro, quindi sicuramente vi sono state delle difficoltà e vi sono a tutt'oggi. Devo dire che fino a ieri ho sentito il responsabile, l'architetto Lopresti, le salme attualmente in deposito sono all'incirca 45, quindi vanno sicuramente diminuendo. È ovvio che purtroppo i morti ci saranno e quindi le salme aumenteranno. Ora stiamo provvedendo alla realizzazione di ulteriori loculi, però non vi nascondo che non mi voglio sbilanciare, ma ci sono delle interlocuzioni importanti per realizzare un progetto di finanza, perché poi la svolta è quello, realizzare un progetto di finanza in modo da esternalizzare e dare in affidamento il cimitero con realizzazione di loculi e cappelle, perché poi lì a Piano Gatta vi è un problema. Vi è un'ampia zona da sminare, dove vi sono le mine della seconda guerra mondiale, quindi sicuramente è qualcosa che il comune oggi non è in grado di affrontare, quindi stiamo lavorando anche per dare in gestione all'esterno questo servizio. Sì, l'assessore Vaccaro qui accanto a me oggi ha esternato il desiderio delle sue dimissioni, però non sono delle dimissioni sofferte, le dimissioni del dottore Vaccaro sono espressione di un grande senso di squadra. L'assessore Vaccaro fa parte della nostra squadra, l'assessore Vaccaro ama le sorti agrigentine, assolutamente non si sta mettendo di lato, ma sta soltanto passando il testimone a un altro futuro assessore per la continuazione di questo progetto che lui già aveva portato avanti, ma non solo questo progetto, tanti altri progetti. Quindi io lo ringrazio per il suo lavoro che ha fatto e ringrazio anche veramente per quello che dicevo, per questo spirito di squadra che lo caratterizza. Ha lavorato tanto nonostante le difficoltà burocratiche ed economiche e del personale di questa amministrazione comunale, però purtroppo questo è quello che abbiamo ad Agrigento. Stiamo riuscendo un po' a cambiare le sorti della città, anche il raggiungimento dell'opportunità di Agrigento Capitale della Cultura 2025 ci sta dando una grande mano d'aiuto, abbiamo le porte aperte, quindi già parte dei finanziamenti il dottor Vaccaro è riuscito ad averli e già sul tavolino si vede quindi già il risultato. Penso che chi succederà a lui sarà altrettanto bravo e seguirà le sue orme.